Cari telespettatori, siamo con Luca Bisarello, che è presidente della CIA Agricoltori Padova. Criticità in agricoltura e anche importanti. Da un lato la siccità, rischiamo siccità in questo periodo? Ebbene sì, i dati forniti dal Consorzio Brenta ci dice che rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quest'anno abbiamo livelli del Brenta di meno un metro abbondante. Sotto falda, e quindi questo è un sintomo di, speriamo, non una siccità imminente, perché poi tra un po', e abbiamo già iniziato, ci saranno tutte le semine. Adesso oggi, domani in teoria il meteo ci aiuta, però poi bisogna vedere il proseguirsi come il meteo Cioè la terra girà. è tanto secca perché non è nevicato a sufficienza quest'inverno? Cosa è successo? Perché sembrava fosse piovuto. No, ha piovuto tanto. Il problema è che non ha più una certa cadenza, quindi non si lascia alla neve il tempo di depositare, di sciogliersi in una certa maniera, e l'acqua quando piove sostanzialmente ha dei grossi flussi in breve periodo, quindi poi, non avendo la possibilità di rallentarla, di fermarla, tutta l'acqua che poi non viene assorbita e che non va giù in falda va direttamente al mare, quindi sono tutte acque che vanno perse, che poi noi non possiamo più riutilizzare. Noi, quindi bisogna intervenire, anche i consorzi di bacino devono intervenire per ottenere più acqua, no? Sì, abbiamo la necessità di fare delle strategie che non siano solo del Veneto, ma che siano anche con le regioni vicine, per riuscire a fare degli obiettivi, dei progetti che permettano anche a noi di avere l'acqua nel momento in cui abbiamo necessità di averla, che ripeto non è noi inteso come agricoltori, ma è come alle piante, alle nostre produzioni, che permettono poi di fare cibo sano. Questo è l'obiettivo. Un principio fondamentale. Sì. Un altro principio fondamentale è quello di cercare di contenere i costi dell'energia e poi il problema dell'urea, in particolare come fertilizzante. Sì, noi ci troviamo con i costi che sono aumentati, ad esempio dell'urea del 100%, costi del gasolio che sono aumentati, quindi noi ci troviamo a fare le solite mansioni, le solite produzioni di tutti gli anni con tutti i costi aumentati, e quindi poi ci troviamo in difficoltà, perché nel momento in cui poi andiamo a vendere la situazione di mercato non si sa e ci troviamo magari a essere in perdita nel momento in cui andiamo a vendere, per questi costi che sono andati alle stelle. Ma l'urea arriva? Cioè questi concimi che servono arrivano? No, al momento arrivano, ma non come al solito, nel senso che qualche difficoltà nell'arrivo c'è, ma soprattutto sono schizzati i prezzi, perché nel momento in cui c'è la chiusura del famoso stretto, le navi non fanno più la solita tratta, e quindi c'è tutto un costo aggiuntivo anche per loro, che poi viene a noi, e da noi poi purtroppo va al consumatore finale. Altro problema, due parole, per le stalle, per i produttori, gli allevatori. Noi tutto questo problema poi di costi va ai nostri allevatori, che tra l'altro il grosso problema ai nostri allevatori, che si trovano che gli viene riconosciuto un 42 centesimi al litro del latte, quando un minimo di costo di produzione va ai 50 centesimi. Quindi questo è un problema assolutamente che non si può sottovalutare, e va fatto assolutamente qualcosa per i nostri allevatori. Presidente, grazie di essere stato qui con noi, di averci illustrato queste criticità, grazie a voi di averci seguito, e noi ci rivediamo presto.